Buonasera a tutti, mi chiamo Bernard Marchese, adesso di Lascina e vengo a presentare un progetto che abbiamo di ricostruire un batterio di Marina Gorsa di Lille, in Sciabec. Prima mi aveva appena di Umar e di Pasquale Paolo, di batterie a velle latine che si dice infatti velle alla trena, che vuol dire contre angle. E là, la dine non mica aveva barro. Ok. C'è la carta di Corsica, di regno di Corsica di Pasquale Paolo, dove si presenterà poche parole, gli stati italiani di Levica, c'erano repubbliche, regni, ducato di Toscana, stati papali o pontificali. E Pasquale Paoli aveva un pensiero maggiore, volia una marina per il suo Stato, perché la marina rappresentava due cose, rappresentava l'esistenza ufficiale di una nazione e in più dirà un mezzo per avere soldi e risorse per fare la sua rivoluzione. E per trovare i soldi aveva due possibilità, una di i contrabbandieri e l'altra i corsari. Perché i genovesi facevano un blocco di Corsica libero, okay? E c'erano i battieri andavano in Bastiglia, in Calvi, in Ajaccio, in Bonifacio, e fuori di questi luoghi non potevano mica andare. Il 20 maggio di 1760 di avere nascita di Marina Gorsa, anche se i marinari facevano anche i corsari all'anno che 2 o 3 o 4 anni prima. Come tutti i porti principali erano genovesi, erano i presidi, i corsi avevano due punti per caricare e scaricare i battieri, le voci di Ugo, al principio, e dopo, quando hanno inviato la torre di Brunette, accanto a Cervione, andavano accanto a Piaggia e a caricare i battieri. Allora, di un senso dell'Italia vera Corsica portavano 2 o 3 cose importantissime per Paolo e per Borlù che era sotto a Paolo. C'era Usale, perché Usale era un monopolo genovese e si trovava a Bastiglia, a Calvi, a Gaio e compagnia, e Paolo aveva bisogno di trovare sale per dare al saliente. Okay? E dopo c'era armi, polvere, per fare la guerra contro la gente. E dunque, i contrabbandieri al principio e dopo i corsari portavano le armi e usavano in Corsica e quando li ripartavano con qualcosa che aveva assai prezzo, i disertori di genovesi che compravano l'armata di Napoli, per esempio, cercava questi desertori che erano soldati confermati e pagavano ai corsari e ai contrabbandieri un prezzo per ogni desertore che arrivava in Italia. E per questo anche che Paoli svilupperà il porto di Isola Rossa per contrarre Calvi a Gaio. Alors, qui di un'anziana chiesa a concessione di Isola Rossa che è stata distrutta nel 1938 e che esisteva a Stella.
Quindi una, come si dice in corso di gravure? Un'incesa. Sì, ok. Di contrabbandi di corsi, all'uomo, in internet. C'era una massa di marinai corsi, toscani e napolitani che facevano e a contrabbando e corsava. Questo gondoli corsa. E c'era un primo corsario, si chiamava Giuseppe Marini. E tutto il mondo chiamava il Mocco. E questo era un fatto di Bonifacio d'origine napolitana. E è andato a prima essere contrabbandiere per Pasquale Varno e dopo a fare un corsario per lui. Allora, bon, io trovo una carta di l'arcipelago toscano, donc il traffic si faceva tra Livorno, Elba, Torre del Greco, a Cantanaro, gli stati bonificani e a Corsica. All'Elba c'era un presidio napolitano che si chiamava Porto Longone e che ora si chiama Porto Azzurro, ma andavano anche in Portoferraio perché il Ducato di Toscana non era mica troppo di duro con i marinai corsi e con i battelli che non era borsa. E il porto principale di contrabbando e di corsario era quello di Livorno. Livorno si può dire che era un porto di Ascia e un porto di Corsica. C'erano parecchi corsi che erano stati là e che facevano un marinaio, un corsario, un contrabbando per la Corsica o anche partivano a Malta e dopo a fare la guerra contro i turchi a Levante. Allora, ho detto Mocco ha una vita penalista perché Paolo voleva fare costruire hotelli in Corsica. Legno ce n'era dappertutto e dunque i primi hotelli sono stati fatti centuri e il primo c'era una mezza galera o si diceva un brigantino, ma ci sono gli stessi parecchi nomi per gli stessi hotelli. E quando è stato fatto è perduto e c'è stata una rivecciata e l'hotel si è bucato e è morto Mocco, lo Violo e 50 altri marinai corsi. C'è stato qualcosa assai triste per la marina corsa. Allora, quello è un documento assai interessante, di una patente di corsa senza nome. Vuol dire che se voi volete mettere il vostro nome, esiste un corsario per Pasquale Bau. Dove era firmato per Pasquale Bau e di questo documento, questa patente, che ognuno deve mostrare a un altro battello quando il battello era controllato da un'altra marina straniera. E un corsario non era mica un pirata. Aveva il diritto di attaccare un battello, ma legalmente per il suo paese. Quella è un'altra patente, quella che è la patente di un corsario corso che si chiamava Francesco Antonio Gaggi. Ma c'è un gioco permette. Abbiamo un esempio di quando Paoli voleva marina per mostrare lo stato corso ai forestieri, quando il corsario si sbagliava, gli era contento. Perché così lo stato di hotel preso faceva una nota, una rimarca, e questa rimarca era fatta allo stato corso che rispondeva e per esempio in questo caso di coralline genuesi che avevano il diritto di pescare corallo da Sardegna sono stati rilasciati e sono ripertuti a Genova. Okay.
Qui questo ritrato si vede in fondo qui di una tartana corsa, di Marina Corsa di Pasquale Bardi, e la bandiera qui è veramente la bandiera corsa. E di accanto un battello inglese, una fregata, le Weymouth, ma qui si passa dopo Ponte Nuovo. Okay? Donc qui, questo battello, non abbiamo mica cosa di più. Allora, noi vi mostriamo appena di battelli a vele latine di un Mediterraneo e particolarmente di Tirrenia, perché ce n'era decine e decine. Qui è una gondola. Questa gondola non è mica, si vede, una gondola veneziana, di una gondola di Tirrenia. E in Bastiglia, in Ajaccio, in tutti i porti di Tirrenia c'erano parecchie gondole che erano piccoli bastimenti di commercio tra l'isola e l'arcipelago e tra la terraferma. Okay. Qui è un leudo, se si va, si assomiglia alla gondola, di un altro nome e di un'ave di parere di Liguria. Qui è la tartana. La tartana è più conosciuta e c'era sempre tartana in porto di Bastiglia al principio di Eusebio, l'anziano, un tesimo. E aveva un albero o due, c'era una nave di commercio, di pesca, o anche, vedete, con 2 o 4 galloni, una nave di corsaro. Qui a 2 alberi, quella è la tartana corsara francese, e qui è la tartana corallina che visca au corale per Torre del Greco, che è sempre la capitale del corale. Questa tartana moderna in Bastiglia si vede qui davanti ai campanili di San Giovanni. Questa ne abbiamo già parlato, quella di Pasquale Bardi. Allora c'è un altro battello, Avelucca, o Felucca, o Felucone, o Felucone. O Felucone è più grande che la Velucca, ma non si sa mica qual è veramente più grande. Quello di 3 alberi che piuttosto un Felucone che la Velucca. Questa è una Felucca siciliana. Questa è napolitana e questa è Borsara, di la Santissima Concessione, di un ortinato di Michel Roger Franceschi, o Gavilano, di Terra o Terra, di Gavigoso. Dopo c'è o Pinco di un battello commerciante, grosso, pesante, ma ci sono giarte urte, cannoni per difendersi contro i rossari. E dopo, la mezza galera, Galeotto Brigantino, dirà una piccola galera, funzionava con i remi e con i veli. E di questa che è stata distrutta per l'Ibizio, e che è tombato a Moco e al suo equipaggio. L'altra ti è raccomandata da un altro corsario famoso che si chiamava Guglielmo Lorenzi. Ne parleremo dopo perché la sua storia è assai straordinaria. Passiamo ora a Sciabeco. Sciabeco è un battello mitico di un Mediterraneo, veloce, prudente, manovrabile, con 3 alberi, a vele latine almeno al principio. Dopo l'hanno messi i veli quadrati, ma c'era più bello e più veloce come vele latine. Allora, l'origine della parola Sciabeco viene di una rete di pesca araba, una parola araba, e c'è sempre invece un dizionario grosso
si trova una sciabica, un sciabicut che sorrede di pesca corsa, con un uomo che viene da Stareda a Rome, Rebecca. Quindi un Chebec maltese e i corsi hanno comprato un altro Chebec in Yvonne per fare borsa. Antonio Matteo Arena, la famiglia Lunicide, la famiglia Arena, stessa che quella di Will. Quindi un bel ritratto, un pittore russo, un Chebec a Napoli. Abbiamo parecchi nomi di corsari borsi. C'era un conte Gio Battista Peri, o Perez, o Delle Pere, che è nato in Peri, in Cutoli, e che era ufficiale dell'armata francese, dopo si è battuto con un colonnello, che è venuto con Pasquale Paoli, e era il comandante del primo sciabecco della Marina Rossa. E dopo è stato borsato anche per la borsa, ma è andato verso Levante, a chiappare battelli ottomani, turchi, per rivendere gli schiavi a Malta e dopo in Corsica. E dopo, nel 1768, è ritornato con la Francia, in Corsica, e ha fatto un reggimento di soldati di corsa per la Francia, in Corsica. C'è, dopo avete i nomi di Antonio Matteo Arena, Belletti Agostini, Giorgio Rossi, i fratelli Gavi Detti Cincella, Oletta Detti Ciba, Giuseppe Marini, abbiamo parlato del Mocco, Lorenzi, c'erano anche corsari napolitani, Natale Manucci, Giuseppe Rissa, Tommaso Monti, di Ischia, dell'isola di Ischia. E ora voglio parlare di questo ritratto, di questo disegno, che è un solo disegno di un battello corso di Levica, un solo. È stato fatto da un spirito genovese, ok? Ed è un Emiliano Beri, un universitario di Genova che la trova. E quando si vede cosa è scritto, si può dire che lo spirito era veramente vicino a te e forse era al nostro gran cielo quando l'hanno costruito. Allora, c'è a mezza galera, a seconda, quella di Guglielmo Lorenzi. C'è la lunghezza di UAT, 84 piedi, a poco presso 26 metri, a larghezza 8 metri, un pescaggio, a profondità 1,40 m, che era poco ma davanti a una galera, e aveva 7 pagine di remi. Tutto è scritto dans le disegno. Dopo c'è la prima parte dell'equipaggio, il capitano di Guglielmo Lorenzi. C'è 3 tenenti, 3 lieutenanti, 2 sergenti, un cappellano, un chapelain, un scrivano, un segretario, un secondo, un occhiero, non so mica come si dice veramente un corso, un secondo di UAT, e un pilota. La seconda parte dell'equipaggio c'è un capo canoniero, 4 provieri. On ne sait pas ce que ça veut dire, on a demandé, nous avons mica. Un maestro e penso piuttosto un maestro di vela che maestro di Salvaro, un maestro d'ascia e un calafato, 4 canonieri, 2 guardie standard che si occupano di bandere, normalmente, 2 consiglieri di corpo, non sappiamo mica, e 4 timonieri. E l'armamento di Abrua, 4 cannone, 2 petreri di rama, 6 petreri di ferro e 8 boccacci a cavalletto. Allora, quello è un petrello di ferro, okay? E anche un cavalletto. E dopo c'è un boccaccio a cavalletto e una cosa così. A Bupa c'è 2 cannoni, 26 boccacci a cavalletto e 24 petrelli. E dopo l'armamento di soldati, degli uomini, 100 schioppi, 100 pistoli
100 scapole, 32 spuntoni, 40 pignate non so che cosa sono, 4 casse di veau e 100 granate. Le granate sappiamo cosa sono. E il resto dell'equipaggio, quasi una centinaia di uomini, 32 soldati, 64 marinai, guerrieri, e i servi di un capitano e di altri ufficiali. Dunque, è un dettaglio di Stuartello che è l'unico che si vuole lasciare della marina di Pasquale Varri. Allora dobbiamo passare al capitano di Stuartello, Guglielmo Lorenzo. Guglielmo Lorenzo è nato normalmente in Nonza, nel 1734. D'altro dicevano forse in Bastiglia, in Saint-Florent, ma no. Aveva 3 fratellastri di un primo matrimonio di sua mamma. Tutti e 3 erano in Livorno e facevano un corsario. Dunque, è cosa fa? A un già mandato in Livorno a fare un corsario con lei. Dunque, questa è una lista di Livorno fatta da un amico che si chiama Dominique Grumner, che è in corsa all'Epica. C'è un sciabeco che è una feluca che spunta di vuoto. Dopo, come un fratellastro, Francesco, se ne va in Malta e lo consegue subito. E così impara un mestiere di corsario con suo fratellastro contro l'Ottomani, gli Turchi a Levante. Era mica una cosa veramente facile. Voilà. C'è una galera di Malta. Non si vede in 2 isole di Malta, tra Occidente e Oriente. Allora, con sovradellucci, catturava nave e roba, ma anche passeggeri e marinai, turchi, ottomani e anche ebrei, che erano venuti dopo come schiavi in Malta. Malta era un mercato di schiavi occidentali e quelli che erano cattivi che erano messi ai galere e comprati per andare a molte galere. Non si vede mica troppo, ma per esempio c'è stato un prezzo totale di 115.000 scudi maltesi per turchi e mauri, 33.000 per turche e moresche e donne, 1.000 per negri e 13.000 per ebrei e ebrei. Dunque, si ne parla mica troppo, ma i corsari di Pasquale Varri in Stiloghi facevano schiavi che erano venuti in Malta e dopo i soldi a parte per la cosa che c'era. Dopo questo Guglielmo Lorenzo si è avvicinato di Russia e di cominciato con Elisabetta I, detta a Clementa, prima la rivoluzione russa di 1755. E dopo, perché i russi si battivano con gli ottomani in Mare Nero e all'Oriente, ok? E lui l'ha aiutato. È stato ufficiale della Marina russa. Ma come è venuto il suo nome a Nantes, questo disegno, si può dire che nel 1760 è ritornato in Corsica per fare il corsario per Pasquale Varri. Okay? E dopo è ritornato a Malta nel 1767 per arrivare al corsario per lui, stavolta, in Malta. Okay? Comandava una feluca, la Vittoria di 30 uomini, dove battelli più grandi, c'erano di fregate e sciabetti. E dopo
si rimesse con i russi, c'era Caterina II di Russia, Isabella di Caterina II aveva una bella impressione di Agorz e di Pasquale Bardi. Forse perché Guglielmo ne ha parlato una sua camera. E è stato veramente un marinaio d'eccezione per un marinaio russo. E aveva un amico corsaro, Angelo Francesco, che faceva con lui questa corsa per i russi a Levante. E dopo ce ne voleva in 1799 o 98 che andava a fare l'espedizione d'Egitto. Si è restato a Malta, ha messo fuori l'ordine di Malta e ha messo Malta sotto il controllo della Francia. E Guglielmo si è messo contro i francesi, a prova di fare una rivolta, è stato arrestato e dopo è stato fucilato alla Valletta il 15 di gennaio di 1799 a una piazza che si chiama a Debiga, a Piazza della Libertà. È finita qua la storia di Guglielmo, ma è corta, perché normalmente c'è più cose. Dopo c'è qui. Vi parlo qualche minuto di questo modello di sciabeco, di un sciabeco francese, le requin, e è stato fatto in aiaccio di M. Massa, uomo di Marie-Luce Massa, una donna che si può conoscere, che lavora a Galopé, e lui era conservatore a un misefresce d'aiaccio. E lui è arrivato a guardare il modello di La Belle Poule. Okay? E dopo, per elle, lui a cominciato a fare questo sciabeco, il requin. Okay? E Marie-Luce ha prestato questo sciabeco per la nostra socio, che vuole ricostruire un sciabeco di Pasquale Bardi. E si vede che è veramente un bel guardiano. Ok, allora, se volete, posso cominciare a presentare il progetto di sciabeco, o se volete domandarmi qualcosa, fatelo. Nell'attualità avete visto, se non mi sbaglio, questi 2 giorni in Balagna è stata una vittura di un ufficiale, non si sa mica quale era, e in un fondo da Redo ci sarebbe un battello. Che ne pensate? C'è veramente una cosa strana di trovare delle milizie, che hanno trovato delle milizie, c'è questo qui, voilà. Questi sono avventure di milizie in Balagna da tutti che lavorano. Allora, mette lui della mostrata di un marinaio, un ufficiale di marina, probabilmente Gauss, che c'è una testa nuova, ha un compasso e da arrivo c'è un pezzo di prua di un battello. E c'è un dettaglio voilà. C'è anche per le voilà. Quello è un dettaglio non di a buppa di uate, anche a onde raianca. È strano, è un patrimonio di ACDC che dà per studiare. Forse di quello di un comandante per, sarebbe che se non barrete a cercare un ritratto di studio.
di costruire un chavetto in Bastia, a Noto Vetuburto, che è un battello che si chiamava Galeotta, che era stato dato dall'Ordine di Malta a Marina Gorsa nel 1754 e che è stato comandato da questo famoso comandante Pech. Questo progetto è cominciato nel 2015 in Bastiglia con Pier Pancrazzi e Jean-Paul Paoli, che aveva una source che si chiamava Amadonetta e che voleva costruire a Noto Vetuburto una vela latina tradizionale. Al principio siamo aperti un ski, un piccolo hotel e dopo abbiamo parlato, ci siamo detto forse che un chavetto era più interessante, più imposante, ma più forte. Voilà. La musica di quella che è già stata fatta per un progetto da Federica Anton Pietri, detto Tonton Louri, che gioca stasera in Bastiglia a Sentinelle. Donc elle fa la scelta di costruire un chalet e dopo siamo aperti. Bon, un po' in francese perché io invece lo conosco, non ho mica fatto la traduzione. Voilà. Il 2016 è un contratto di Rochefort a squadra di Lermione, quelli che fa sta fregata francese di Lafayette, e un contratto di Youth Concept, che è un scambio di studi navali che ha fatto gli ultimi anni di Lermione. Okay? Abbiamo parlato e abbiamo deciso di continuare questo progetto con lei. L'obiettivo è di far rinascere il patrimonio marittimo di Agorsica, di ridessere i legami tra Bastiglia e Agorsica con il mare e uno svolgimento naturale del Mediterraneo, d'avere coscienza dell'importanza dell'economia marittima, di dare arnesi di legame sociale, di fare una nuova scuola e di spartire a disabere e di aiutare a far nascere un turismo culturale che non esiste mica troppo per ora e in più e al principio di promuovere la lingua russa. Voilà. Quindi è un'illustrazione di Megover, accanto che è una parte del quartiere del Pontetto, di l'ancienne rue du Col. Allora, avere una struttura associativa compatibile perché di quella di Lermione e un dati storici, perché siamo stati aiutati da Michel Agi Franceschi, da Antonio Graziani, di Jean-Christophe Felice, di direttore del patrimonio di ACDC, okay, di Pierre Jean Campocasso, dunque, e di Michel Edouard Nigalioni. Donc, tutti essi sono da consentire questo progetto e ci aiutano. Per esempio, questo Felice ha trovato i nomi di maestri d'asci grossi che costruivano battelli di Bastiglia, San Fiorano, Ajaccio. Da poi 1600. Ma on ne peut mica dire di tutto perché è appena lungo. Alors, tu savais par exemple que les sillons de long che venivano in Corsica per tagliare i legni venivano di Barcelonette. Era una tradizione di fare bene questi stumi di Barcelonette in Corsica per tagliare i legni per fare.
E piacciono con poca, si trova dei fondi di nodari che negli anni 1800-1850 c'erano i che si chiamano i brick. I brick erano più moderni che galere e gondole e cose così, e hanno i nomi di proprietari e di parti sociali di questi battelli assai interessanti. Per esempio c'era un battello di 21 metri che è stato costruito all'alto del tributo di Bastiglia, si chiamava Les Deux Amis. Lo sapete mica se voi conoscete questa virtù? C'è all'alto c'è un panoramico di il tributo di Bastiglia verso 1855. E parte di Agazzaronieu a Manca, basta per s'enduare con solo campanile, ci doveva essere le brick e c'è l'ancien mall genovese che mica è stato rilevato là. E un VAR non è mica a punta di un mall ma di a mezzo. Si vede ça? Okay. E qui, in fondo qui, c'è un cantiere navale e ci sono due ateli che sono tracce di essere costruiti. E quello che manca è un brick. E forse è un brick che si chiamava Les Deux Amis. Alors, nous venons alors, parole corse nasoniche, avant che il progetto Zuma, si può dire nasoniche. Bon. Il concept l'ha finito, dunque c'è i primi piani, i primi immagini tre dimensioni di Wattello, ed è innovata apposta perché per poter trasportare 12 passeggeri per far pagare crocieri, per pagare il funzionamento di Wattello quando è finito tutto l'anno. Così poteva fare un giro di Agorska per tutti i borghi, per i residenti, per le scuole, e andare in più all'Elba, in Toscana, a Genova, in Francia, in Sardegna, per incontrare la gente, perché questo Wattello è un battello d'apertura, mica un battello di guerra. Allora abbiamo i primi messene che però ha suscitato c'è il sostegno del Comune di Bastiglia, della collettività di Corsica, della Fondazione del Patrimonio che permette di scomputi gli imposti per i messeni particolari. Sapete che se si fa un dato di 100 euro si gaccia 60 di imposti. Okay? E per le società funziona. Okay? Donc è una pagina Facebook e sentite la musica di Federico Antonpietri. Voilà. E quello che è il nostro chalet, un canone, vele, eccetera. Voilà. Abbiamo incontrato l'architetto du bâtiment de France, mica contro il budget, abbiamo una proposizione per un entier, ma trovo interessante di fare un progetto marittimo in questo modo. Vogliamo fare qui. A parte sud di un parchino di Ogiuro, un pezzo di un molo romano che è qui. È un locale che è un locale di Adinta, è un locale patrimoniale perché è un luogo in cui i pescatori, i pastiacci, fanno Adinta di erede.
C'è sempre tutto che vuole, perché la addirittura i bagni permetterebbero, tutto. Ok. Allora, questo è un progetto di cantiere, veramente un progetto leggero per avoir. Ok. Tutta questa parte. Voilà. E beh, c'è un sciabec che ha lunghezza normale, 26-27 metri. Alors, questo è un piano di concept di un sciabec che misura e tutto. E da qui alla fine dell'annata amare i primi pezzi di chiglia in 3 dimensioni. E ho fermato quest'anno la convenzione con l'università per 4 anni. Ci sono 4 atelier in finanza, motorizzazione, legno e a motorizzazione di EUL. Perché questo atelier normalmente ci vuole 30, 40, 50 marinai per lavorare EUL. E noi vogliamo che quando un battello scuola, vabbè, 30 giorni a manovrare, vabbè. Ma quando è un battello di crociera, è troppo tanta. Dunque, vogliamo una tecnica pietata per manovrare più facilmente le vere latine di questo atelier. E c'è l'università che verrà con noi. Bon, quelli usano il cioccolato, hanno passato questa cenica. Quello è un progetto con Canopé, di libro per étudier di CM1, CM2 sino a 3e, di una storia di 2 fratelli che fanno un corsario con un altro sciabec di Pasquale Val, un nostro sciabec, e che cominciano per essere a travailler dans le cantiere ou di variante, dove si fa gira un sciabec. Allora, di un amico, sempre di me con noi, ha cominciato a fare parecchie disegni all'altra storia. Quindi un giovane che colla la bandiera all'altro attivo, qui impara un mistero di galafito, mette a pesce e a galapa tra e banche. Qui, di un rito marino che esisteva sempre, a Libia, qui di un pontetto, qui di rincontra e a minaccia contro una veluca genovese, okay? Si un ponte a Tira, e qui di quando i 2 fratelli partono di Bastia per andare in Feringole, sono obbligati di passare attraverso i guardie genovesi che sorevano a Nanta Montagna e a Nanta Ubino. E si vietano prima di passare dall'altro lato di montagna. Bon, sono esempi di disegni. Aspettiamo qua a data per aprire veramente un luogo di costruzione ausiliare per cominciare a costruire a scialuppa di un sciabec. Così si può cominciare più l'anno prossimo, senza aspettare 2 o 3 anni a fare un sciabec a un più brutto. Questo luogo di un bastion Santa Maria, di una parte della cittadella di Bastia che non è mica utilizzata, e che è, les amis che si dirait dove di qui. Voilà. Donc, abbiamo preparato tutto con la mairie e aspettiamo di fermare la convenzione per utilizzare questo luogo e così cominciare la costruzione di scialuppa di un sciabec. Una scialuppa a verde contro. Voilà, abbiamo finito. E la prima volta che faccio una conferenza in lingua corsa così solo. Allora, mi scuseranno per i sbagli. In corte parole, quanto costaria un progetto così? Quanto tempo c'è da volere per fare su sciabec? E quali sono le persone che ti hanno saputo fare per farlo?
Allora, allora, un prezzo bon, appena grosso, ma un tempo è, se un prezzo è di 6 milioni di euro, tu l'auras 6, 7, 8, 9 anni per fare, non è mica un problema, perché come le dernier tu hai 23 anni per farlo, ma ci sono stati 3 milioni e 500 mila persone che sono passate al nostro cantiere di Damiano, che non vanno alla visita, che sono venuti a vedere come si passa per un cantiere, come avanzare un cantiere. E quindi è una maniera che noi vogliamo avere. La gente bene una volta, una seconda volta, così bene avanzare un progetto, imparano cosa è un cantiere navale, perché questo è verso un corso. E un modello. I soldi si trovano, perché con la fondazione di un patrimonio, le società possono fare, si dice, un dato un don en travail, mica in soldi. Okay? Un mecenato di competenze, si dice. Io sono mica troppo inquieto per questo. 8 anni, 6 anni, 6 milioni, e vogliamo arrivare a nascere professione che hanno smarrito in corso. Dunque, vogliamo fare come Pasquale Bava ha fatto bene maestro d'arte napolitano per imparare i corsi a costruire attivi, ma noi abbiamo fatto la stessa cosa. Eu volevo para ir cursar. Mandare la cosa forse i cursari corsi sulla scena in commercio di scarico l'ordine di Malta era non stata a scuola Paolo, sotto la scuola Paolo. Sotto la scuola Paolo. C'era gli stessi tempi. E nessun tempo. Non sappiamo mica che sia lettera di Corsa dirà scritto solamente ordine di Malta o Pasquale Paolo, ma aveva lui due atti. Perché facevano spesso quello, avevano uno, due o tre bandiere motivative, dipende di quello che avviene in faccia. Okay? Per esempio c'era un battello genovese e un capitano era corso e il proprietario era genovese, una volta la bandiera genovese, una volta la bandiera corsa, dipende. Come le erano controllate. E per contrabbando era incredibile. Non mi cascano le petti. La contrabbando. Senza contrabbando, la rivoluzione della corsa, manca un anno era venuta. Né sale, né armi, né polvere, né nulla. Vi ringrazio. Siamo noi a ringraziare.